Buonasera, ben ritrovati a Primus Inter Pares. Questa sera abbiamo ospite qui con noi, un gradito ospite, il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo. Buonasera signor sindaco, da 3 anni sindaco, vero? Da 3 anni, buonasera a voi. Vabbè, allora facciamo così, prima di iniziare a fare la chiacchierata e di scoprire cosa succede a Treviso, andiamo a vedere la biografia di Giovanni Manildo, andiamo a vederla. Giovanni Manildo, 46 anni, è nato a Conegliano il 22 luglio 1969. Dal 10 giugno 2013 è il sindaco di Treviso, città dove risiede da sempre. Diplomato al liceo classico vescovile Pio X di Treviso, si è poi laureato in giurisprudenza all'Università degli Studi di Padova, specializzandosi con 2 master in diritto d'impresa e del lavoro all'EPSOA di Milano. Lavora in uno studio associato insieme ai fratelli e al nipote nello studio legale avviato dal padre. È sposato con Valentina, hanno 3 figli, Ludovica, Antonio ed Eleonora. Politicamente ispirato alla sinistra cattolica, è attivo da sempre nel mondo dell'associazionismo, ha frequentato da ragazzo il gruppo scout di Treviso fino a diventarne uno degli animatori. Diventa segretario cittadino del Partito Democratico di Treviso nel 2009, consigliere comunale dal 2008 al 2013, vince le primarie del centro-sinistra ed è il candidato sindaco per le elezioni amministrative del 2013 in una coalizione formata da Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà e da 3 liste civiche. Il 10 giugno 2013 vince al ballottaggio le elezioni, superando il candidato storico della Lega Nord ed ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini con il 55,5% dei voti. Scheda era preparata dal collega Tullio Trivellato, praticamente la sua storia e la sua vita, meglio chiamarlo sindaco che avvocato, vero? Preferisce sindaco? Sì, attualmente. Anche perché fare il sindaco in una città è sempre una delle cose che danno una gran soddisfazione, al di là del gran lavoro. 3 anni sindaco di Treviso dopo un'egemonia di 20 anni della Lega. Come sono un primo bilancio di questi 3 anni? È una cosa appassionante, quindi abbiamo con gli amici con i quali abbiamo condiviso questa esperienza, definiamo il fatto di fare politica, siamo immersi nella vita amministrativa della città, è un'immersione, è una cosa bellissima, sei in prima fila, sei l'anello di congiunzione tra le richieste delle persone e il pubblico, quindi hai un sacco di responsabilità ma anche un sacco di potenzialità, è una cosa veramente appassionante, è un'avventura bellissima. Poi questa responsabilità della discontinuità, del cambiamento è una cosa anche questa molto bella. Noi abbiamo 3 anni fa siamo riusciti a rompere un'egemonia che durava da 20 anni da parte della Lega, quindi prima Gentilini poi Gobbo, quindi l'amministrazione è iniziata con l'idea del cambiamento, cioè dell'apertura, del cercare di far diventare Treviso una città che si aprisse un pochettino di più al resto del territorio. Beh, sono sicuramente soddisfatto, è faticoso, ma ripeto, è una cosa appassionante e continuiamo. È come camminare in montagna, si fa fatica, ma poi quando si arriva si vedono degli squarci di panorama che ti ripagano della fatica. La vita amministrativa è la stessa cosa, hai molti temi, anche molto, molto difficili, anche un momento in cui le risorse economiche sono più basse, però è sicuramente appassionante. Poi la sfida di cercare appunto di dare qualcosa di positivo alla propria città è qualcosa di motivante. Prima di andare a parlare dei temi, degli argomenti, una curiosità. 3 anni fa, quando si è candidato sindaco di Treviso, ha vinto col 55%, se non sbaglio mi corregga, ricordiamo che Treviso ha 85.000 abitanti, sì. Qualcosina di meno però su quella tacca lì. Pensava di vincere? Dopo 20 anni di Lega, di Gentilini, di Gobbo, di Zaia, anche se non è mai stato sindaco, però di Treviso? Beh, era stata una sfida, io sono partito dalle primarie, quindi ho vinto le primarie e quando le primarie sono state una competizione vera, quindi non avevo condizionato la mia disponibilità a fare il candidato al passaggio delle primarie, come se ci fosse una scelta non maturata in un tavolo un po' più piccolo. Quindi dopo aver vinto le primarie c'era la consapevolezza sicuramente della difficoltà, ma di avere carte da giocare, quindi la sicurezza di vincere non c'è mai, c'è sempre il rispetto della persona che compete con te dall'altra parte, però la forte determinazione a fare del proprio meglio, a cercare di vincere, quella c'era, e devo dire che comunque
comunque è stata una soddisfazione enorme. Immagino non avrà dormito per Sì, parecchio, esatto. però vabbè. Sì. E poi parleremo anche del futuro, ovviamente, visto che tra 2 anni Sì. si riandrà al voto. Cominciamo a parlare della situazione di Treviso. Cominciamo dai migranti. Treviso ha una popolazione, come dicevo, di 84.000 abitanti, il 12% occupata da stranieri moldavi, in maggior parte con 900 erotti. Se ne parla, il 12%. Ecco, c'è l'integrazione a Treviso, con Gentilini non c'erano le panchine, vabbè, è inutile ricordare tutta la storia, però con Manildo c'è più integrazione, i cittadini sono soddisfatti, sono sicuri? Ma io devo dire, l'integrazione, la nostra società civile, le nostre imprese, le nostre reti di volontariato l'hanno fatta anche prima, anche nei 20 anni precedenti, quindi Treviso è sempre stata una terra accogliente e capace di integrare, anche se gli amministratori ogni tanto avevano dei proclami abbastanza contrari, o quantomeno a parole contrarie all'integrazione. Quindi l'integrazione non la fa soltanto un'amministrazione, un sindaco, ma la fa tutto un tessuto sociale. Noi avevamo avuto la fortuna di avere piccole e medie imprese che assumevano, degli imprenditori molto capaci, molto accoglienti, una società aperta nei fatti. Io sono arrivato ad avere questo quando sono diventato sindaco, sindaco di un territorio, quindi di una società, non amministrazione ma di una società civile capacissima di fare integrazione. Noi ci siamo allineati a questo, quindi abbiamo poi fatto dei primi provvedimenti, quelli che hanno portato alla cittadinanza civica ai figli di cittadini stranieri nati in Italia a cui non si poteva dare la cittadinanza, però incominciare dei percorsi per sensibilizzare anche un clima di integrazione maggiore. Devo dire adesso il vero problema non sono gli immigrati già residenti da tempo, ma le nuove ondate che arrivano di profughi, di richiedenti asilo, e su questo dobbiamo dare una risposta un po' tutti quanti assieme. Devo dire comunque, e lo dico con orgoglio, che la città di Treviso è una città aperta, è una città accogliente, è una città dove si fa assolutamente integrazione vera, e questo è uno dei punti sui quali mi piace continuare. Allora andiamo a parlare del caso dell'hotel del Carletto, giusto, tanto per andare proprio nel vivo del concetto. Ovviamente lei all'arrivo dei 140 migranti un attimino... Sì. Beh, la ringrazio perché mi dà l'opportunità di spiegare bene cosa è successo. Allora, io ho espresso la mia più ferma contrarietà nel momento in cui ho saputo dalla società che gestisce l'accoglienza alla caserma Serena che aveva fatto domanda nel bando della prefettura per accogliere 140 persone all'hotel Carletto, senza parlare di questo, senza avvisare dell'intenzione l'amministrazione. Quindi il mio è un no, non è un no pregiudiziale senza cercare di capire le cose, ma proprio perché quel luogo non è un luogo idoneo per accogliere 140 persone, considerato poi il fatto che Treviso già insieme a Caserta e Vittorio Veneto, dei 1800 che accoglie la provincia di Treviso, ne accoglie circa 1 migliaio, ecco, quindi ne accoglie 3 comuni, fanno circa i 2/3 dell'accoglienza di tutta la provincia. Quindi il no al Carletto, all'accoglienza fatta in questo modo, era proprio perché è mancato il dialogo, è mancata la preparazione. La pensa come la Lega? Allora, su questo anche diciamo che ci siamo trovati d'accordo a dire no al Carletto, ma le motivazioni sono assolutamente diverse. Il risultato poi è quello. Ma il risultato poi sembra che si arrivi da posizioni opposte allo stesso risultato. Il no della Lega è un no pregiudiziale ad ogni forma di accoglienza. Il mio no è stato un no esattamente lì al Carletto, perché è una cosa assolutamente sbagliata, e poi quello che io cerco di fare nei fatti è quello di cercare, insieme alla prefettura, insieme alle persone che hanno delle responsabilità, cercare di promuovere un'accoglienza diffusa. Se noi riusciamo... Mi scusi, ce la spieghi questa accoglienza diffusa, perché è un po' complicato come concetto da far capire alla gente. Cosa vuol dire? Beh, se io ho 900 persone, se le accolgo in 2 posti sono 450 persone a posto, se 900 persone le accolgo in 90 posti sono 10 persone a posto. Quindi l'accoglienza diffusa è cercare di razionalizzare le quantità di persone, è brutto parlare di quantità ma è questo, di persone rispetto alle comunità che accolgono, quindi l'accoglienza diffusa va più nella direzione di accoglienza vera alle persone che vengono accolte, ma soprattutto tengono ben presente quelli che sono gli interessi e i diritti delle comunità che accolgono. Per far questo è necessario che ci sia la collaborazione di tutti
i comuni, di tutti i territori, di tutti i soggetti coinvolti. A me piace citare su questo una persona che la pensava come me nel 2011, che era il governatore Zaia, quando c'era ministro dell'interno Maroni, quando c'era l'accoglienza e lo stesso Zaia diceva che i veneti conoscono bene il valore dell'accoglienza essendo un popolo di migranti e cercava di sollecitare l'accoglienza da parte dei territori. Adesso è esattamente la stessa cosa, purtroppo manca la regia da parte della Presidenza della Regione, però mi piacerebbe che si riuscisse ad affrontare il tema dei migranti e dei richiedenti asilo in un'ottica amministrativa, di buon senso, non pregiudiziale di parte politica che vuole prendere questo tema per fare campagna elettorale, ma insieme capire che dobbiamo tutti fare la nostra parte per ridurre i disagi ai nostri cittadini. Però Sindaco, un no da una parte e un no dall'altra è sempre un no. Mi hanno insegnato, ho capito che magari ognuno ha la propria veduta e ognuno interpreta come si vuol dire, come vuole, però è sempre un no comunque. Il no è un no a una forma, a un modo. Io sono contrario al fatto che appunto ci siano state calate 140 persone in un quartiere senza porre le modalità adeguate perché l'accoglienza non creasse problemi ai cittadini. Io lo posso dire che non è pregiudiziale perché nel territorio di Treviso abbiamo oltre 500-600 persone accolte, quindi non è un no pregiudiziale dire no, non li voglio. Questa è stata assolutamente sbagliata, la forma in certi momenti è anche sostanza, quindi l'accoglienza al Carletto è una cosa sbagliata, sono fermamente contrario, l'ho ribadito in ogni sede, l'ho ribadito alla società che ha fatto la domanda, al prefetto che deve il suo rapporto gestire... col prefetto? È ottimo, abbiamo un rapporto istituzionale e adesso siamo in momento di bando, quindi ho soltanto potuto rappresentare quelle che sono le mie idee, adesso staremo a vedere quale sarà la decisione. Sono in preventivo altri arrivi, Sindaco? Allora, questo è a livello nazionale e sono in preventivo altri arrivi. Anche a Treviso? Sul territorio della provincia di Treviso. Ecco, su questo, infatti, secondo me rimane il tema che dobbiamo affrontare il tema dei migranti in modo un pochettino più di sistema. Allora, io penso che ognuno debba fare il massimo al livello nel quale ha delle responsabilità. Noi come sindaci, come amministratori dobbiamo cercare che questo tema sia governabile. Quindi, siccome vengono mandati, c'è un accordo Stato-Regioni firmato. Vengono controllati i migranti a Treviso? Certo, sono controllati, la questura fa il suo lavoro, cerchiamo di garantire la sicurezza, abbiamo dei protocolli con la questura, è la prefettura che ha la responsabilità, certo. Però noi lavoriamo insieme per vedere che vengano garantiti questi standard. Oltretutto stiamo cercando anche di far sì che i richiedenti asilo, i migranti restituiscano qualcosa alla comunità che li accoglie, quindi dei protocolli di volontariato, quindi non di lavoro perché non c'è la retribuzione, ma c'è una restituzione, quindi protocolli, non so, pulire le strade, tagliare l'erba, ecco, questi sono i protocolli che abbiamo messo in atto. Poi altro punto su cui abbiamo lavorato e abbiamo anche in un incontro con il Ministero dell'Interno, abbiamo chiesto che le comunità che accolgono abbiano dei meccanismi premiali, quindi è giusto una sorta di spese generali dell'accoglienza, certo. Ma che ci sia un ritorno economico per le comunità che accolgono, perché in questo modo si riesce anche a gestire la situazione in modo migliore. Quindi la vede in maniera positiva, diciamo, l'arrivo anche di altri, spero che non siano clandestini, ma quantomeno delle persone che hanno bisogno di aiuto, la vede in maniera positiva? Ma io vedo, allora, più che positiva o negativa, lo vedo come un fatto epocale dei quali, indipendentemente da come la vediamo le cose, succede. Penso che quando qualcuno ha responsabilità istituzionali, i fenomeni li debba governare e deve governarli nel modo migliore possibile. Quindi, ripeto, noi dobbiamo fare la nostra parte, a livello nazionale e internazionale devono fare la loro parte. Io penso che questi flussi di persone debbano essere governati in che modo? Cioè, gli Stati europei si devono porre un problema di quale sarà il futuro economico dell'Europa. Quindi sul futuro economico dell'Europa sarà necessario anche fare delle misure per cui garantire anche delle forme di occupazioni, per creare del tessuto sociale dove le persone che vengono possono creare anche non problemi ma ricchezza. Ideologicamente e politicamente quindi vicino al governo, a Renzi nel suo modo? Ma io sono sì, assolutamente vicino al governo Renzi. Sul tema abbiamo anche avuto modo di interloquire con il governo, penso che si debba fare ancora di più, nel senso che è un tema molto difficile dove nessuno può pensare di aver raggiunto la soluzione al primo colpo. Dobbiamo incominciare a lavorare e penso che possa aiutare
anche dal punto di vista sociale, per poter arginare e governare questo fenomeno, fare per esempio una legge sul Made in Italy. Perché questo? Noi abbiamo un tessuto, quello trevigiano, quello del Veneto, di piccola media impresa, che ha fatto la sua fortuna anche sul del manufatturiero tecnologico di altissima qualità. Se noi riusciamo in qualche modo ad avere delle leggi che tutelano il Made in Italy, quindi il fatto interamente in Italia, si possono creare delle condizioni per cui, come dicevamo prima, Treviso ha sempre accolto, anche se magari gli amministratori dicevano no e dicevano frasi razziste. La stessa cosa la possiamo fare adesso attualizzando se affrontiamo questo tema sociale anche dal punto di vista economico. Quindi per me c'è molto da fare, ognuno al proprio livello, l'unica cosa è rimboccarci le maniche, non dire dei no o dei sì pregiudiziali in base a un'ideologia, ma col buon senso cercare di governare questo fenomeno. Allora, ci facciamo. Problema migranti, problema profughi, problema sicurezza. Treviso è una città sicura, il cittadino di Treviso si sente sicuro ovviamente dal questore, dal prefetto e ovviamente anche dal sindaco, perché le forze dell'ordine includono, anche se con compiti diversi, anche i vigili urbani. Sì, allora, Treviso è una città sicura in base a quello che ci viene detto dalle statistiche, in quello che ci viene dato dai dati che chiediamo trimestralmente alla questura, alla prefettura e ai comandanti dei carabinieri. Noi facciamo ovviamente parte del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza. Il tema della sicurezza, lei ha detto giustamente bene, oltre a è sicura, i cittadini si sentono sicuri, c'è anche il problema della percezione personale sulla sicurezza. Ecco, questo è un tema che va affrontato e su cui dobbiamo lavorare per sentire che le nostre comunità siano sempre più sicure. Noi stiamo lavorando, abbiamo con il prefetto e il questore, abbiamo fatto un protocollo per la sicurezza. Questo protocollo per la sicurezza partecipata e condivisa è passato al vaglio del Ministero dell'Interno, è tornato, ha dato l'ok a molti temi, quindi ognuno deve avere le proprie competenze. Noi con i vigili urbani facciamo il nostro lavoro, soprattutto riguardo il decoro, perché questo è importante, perché ogni tanto anche la sicurezza si guarda anche il decoro dei luoghi, ma il tema che abbiamo posto in essere è quello della sicurezza partecipata, quindi il fatto che delle persone si divide il territorio in zone, queste zone hanno un responsabile della sicurezza, questo responsabile tramite anche i sistemi tecnologici che ci sono adesso, WhatsApp, telefonino, computer, messaggi, fa una sorta di rete di controllo del quartiere, è una sorta di riprendersi cura del nostro vicino. L'innovazione tecnologica dunque fa parte che del Comune di Treviso, telecamere installate, modo di gestire la città sotto questo punto di vista, la seguite quotidianamente, cioè e anche di notte immagino, in modo di essere all'avanguardia anche sotto questo profilo e di dare ovviamente maggior sicurezza al questo cittadino. È il tema giustissimo, il fatto abbiamo fornito alla città di molte telecamere, abbiamo partecipato adesso a un altro bando regionale, ne mettiamo altre 9, c'è una centrale operativa che serve tutte le forze, che controlla quindi questo meccanismo di prevenzione tramite telecamere. Però il tema anche delle nuove tecnologie devono riattuare una cosa che le nostre comunità facevano da sempre. Quando da piccoli andavamo da casa a giocare a pallone nel campo vicino, c'era tutto questo sistema di controllo dato dai vicini di casa, dalle persone che in qualche modo davano una sicurezza. Ecco, io penso che sia importante ricostruire anche queste relazioni, quindi una comunità che si prende cura l'una dell'altra, quindi che sappiamo chi è il nostro vicino, cosa fa il nostro vicino, penso che sia un valore aggiunto e un lievito di comunità di sicurezza vera e stiamo lavorando su questo. Quindi i cittadini quando vengono dal sindaco Manido dicono ci sono molti problemi nelle città ovviamente, però a Treviso per quanto riguarda la sicurezza si sentono abbastanza tranquilli, possiamo dire, perché in altre città non è così, naturalmente Treviso è un'isola felice. No, il tema della sicurezza è spesso anche esibito e sbandierato anche come strumento di lotta ovviamente politica, partitica, e quindi si fanno sicuramente c'è qualcuno che dice che Treviso non è una città sicura, che ci sono, poi se ti capita, a me sono venuti a rubare in campagna elettorale quando dovevo cercare di diventare sindaco, se io avessi dovuto prendere la mia percezione... Non li hanno portato via voti. No, anzi, però diciamo io non l'ho strumentalizzata, ecco, io quindi penso però, ho provato sulla mia pelle, quando ti capita la statistica ti importa poco, quindi io se dei cittadini vengono a chiedermi maggior sicurezza non è che posso dirgli soltanto so perché ho fatto questa dati. domanda, Sindaco, perché la sicurezza è un cavallo di battaglia oggi
nella quotidianità anche per essere rieletto e non solo a Treviso ma in tutte le città. Oggi il cittadino vuole essere sicuro per migliaia di motivi, per ovviamente il lato economico che l'Italia è un po' in crisi, per il lato dei migranti, per il lato appunto di qualche bandito che continua a girare, quindi il cittadino deve sentirsi sicuro della città Ma infatti è ragionissima ed è un tema dove, ripeto, sulla sicurezza dobbiamo lavorare quotidianamente. Quindi le forze dell'ordine, il protocollo sicurezza che noi abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatto? Perché delinea chiaramente quelle che sono le competenze. Quest'ora Polizia, Comandante dei Carabinieri hanno dei poteri delineati e lavorano in questo campo. Quanti vigili ci sono? 83. Abbiamo 83, anche noi li mettiamo a disposizione. La cosa importante... Sono giusti? Il sindaco Manildo ne vorrebbe di più? Io ne vorrei sono di pochi? più. Io ne vorrei di più. Ma chi ne vorrebbe di più? Ha chiesto l'aiuto all'esercito anche? Allora, non ho chiesto l'aiuto all'esercito, sono molto dispiaciuto che ci siano delle norme che bloccano la possibilità di assunzione da parte dei comuni, soprattutto quelli virtuosi. Noi ci troviamo, ed è una delle problematiche, dicevo, bello fare l'amministratore ma si cammina in salita ed è faticoso. Ci sono delle norme che fondamentalmente impediscono le nuove assunzioni, quindi ci troviamo al fatto che vorremmo avere più persone ma c'è proprio il blocco giuridico ad assumere delle persone. E poi con questo patto di stabilità altra è un cosa. tema scottante. Senta, cambiando ragionamento, perché in quest'ora ora e mezza abbiamo tanti argomenti, io cercherò di parlarne il più possibile. Con le partecipate com'è la situazione a Treviso? Ma è una situazione abbastanza snella, cioè nel senso che il comune di Treviso non ha tantissime partecipate di cui fa parte. Trasporti, rifiuti? Allora, abbiamo i trasporti, sul sistema dei rifiuti il comune di Treviso fa parte di un consorzio di 50 comuni che ha fatto l'affidamento a una società che quindi è partecipata, che è Contarina, con cui si fa il porta a porta. Poi abbiamo nel tema delle acque l'ATS che si occupa di acque, ecco, quindi queste sono fondamentalmente le tre partecipate, che però hanno una scala abbastanza ridotta. Sono in attivo o in passivo? Sono economicamente sane, quindi abbiamo la fortuna di avere sia la società che gestisce i trasporti, la MOM, che Contarina che gestisce i rifiuti, che ATS, che dal punto di vista economico stanno bene. ATS, faccio l'esempio, noi abbiamo un grosso problema a Treviso che è quello delle fognature, siamo una città che non ne ha tantissime, ATS adesso aveva il problema di poter fare dei lavori, non essendo abbastanza patrimonializzata non aveva la possibilità di avere il finanziamento dalle banche. Adesso si è trovato il modo, attraverso sistemi anche obbligazioni, di avere la possibilità di avere finanziamenti. È proprio la notizia di ieri, ci fanno 1,7 km di fognature nuove a Treviso, è una cosa molto importante, però devo dire che dal punto di vista della sanità dei conti siamo un'oasi felice, cioè abbiamo anche avuto un'eredità, su questo bisogna dirlo, un'eredità quindi di per quanto conti in riguarda ordine. Rifiuti, trasporti, a Treviso si può stare tranquilli, insomma. Dal punto di vista sia da un lato contabile. economico, perché Esatto, state bene. dal punto di vista contabile. Poi sui rifiuti abbiamo fatto questa piccola rivoluzione, siamo passati al porta a porta, quindi la differenziata spinta, proprio 3 anni fa, è coinciso con la mia elezione. Il passaggio del porta a porta ha portato effetti positivissimi dal punto di vista della possibilità di riciclaggio. Già l'anno scorso i dati erano molto buoni, quest'anno dati che mi sono stati detti in modo adesso anticipati, siamo oltre l'80% di differenziata, che per un capoluogo è tantissimo, quindi i risultati dal punto di vista ambientale e ecologico sono fantastici. Perfetto. Dal punto di vista del servizio, e su questo bisogna ringraziare i cittadini, perché come si sa la differenziata spinta si basa sul lavoro che fanno i cittadini, quindi una delle cose nuove che le amministrazioni devono fare è quello di cercare di essere aiutati, diciamo, in nuovi stili di vita da parte dei cittadini, e su questo devo dire che i trevigiani hanno risposto in modo fantastico. È un'oasi, finora, sindaco Manildo, è un'oasi felice. Adesso andiamo, io cerco di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Assolutamente, e io cerco di capire ovviamente quello che succede a Treviso. Parliamo di sanità. Il Veneto è una regione, a detta del governatore Zaia, che in Italia è quella che guarda con più attenzione il reparto sanità, e ovviamente c'è una rivoluzione all'interno della sanità veneto, con cambiamenti, con riduzioni di denaro. Ecco, la situazione a Treviso per quanto riguarda la sanità com'è? Ma allora noi siamo entrati in un momento importante dal punto di vista strutturale, delle infrastrutture.
abbiamo dato fondamentalmente il via libera alla riorganizzazione del nuovo ospedale, la cosiddetta cittadella della salute. Adesso partiranno tra poco i lavori, quindi una razionalizzazione anche della struttura, quindi per far diventare ancora più di eccellenza i nostri servizi. E questo è qualcosa in prospettiva molto molto importante. Dal punto di vista della sanità, bisogna oggettivamente dire che la sanità veneta è una buona sanità. Abbiamo i problemi un po' che hanno un po' tutti, quelli delle liste d'attesa, quello di alcuni servizi. Poi lo Stato ha ridotto i soldi, quindi esatto. Su è questo, un problema in più, insomma. Ecco, questo è un problema, però devo dire la collaborazione con il nuovo direttore sanitario, il direttore generale, che ha non soltanto l'ULSS 9, che era la solita di Treviso, ma alla 7, la 8, quindi a questo macro distretto il rapporto è ottimo, si cerca di interloquire anche perché li ha ridotti tutti i direttori generali. Certo, c'è stata questa razionalizzazione. E anche da non poco, insomma. Sì, quindi... Però devo dire che la sanità, si può lavorare molto sulla sanità, però si parte da una buona base. Ecco. La nostra preoccupazione era l'aspetto della doppia S, no, dell'ULSS, quindi il socio sanitario. La preoccupazione come sindaci è quello che la nuova riforma e le nuove cose non comportino dei tagli per i servizi sociali, quindi l'assistenza condivisi, che è l'assistenza ai minori, ai disabili, ai minori non assistiti. Ecco, su questo ci sono dei tavoli, nel comitato esecutivo si lavora. Devo comunque dire che anche al di là delle differenze politiche c'è un clima di ottima collaborazione, l'ottica è quella di cercare di dare il miglior servizio possibile alla persona che abbiamo davanti. Poi non nascondiamocelo che il problema delle risorse è un problema vero, c'è stato un aumento anche delle quote capitarie, cioè sono i soldi che devono mettere i comuni sono aumentate, quindi noi ci troviamo che per il Comune di Treviso c'è circa 180.000 euro in più che dobbiamo mettere al sociale. Non è una cosa facilissima in momenti di taglio del bilancio, però abbiamo anche la conferenza dei sindaci, che è l'organo che collabora per la direzione dell'ULSS. Devo dire che la collaborazione è buona su questo. Probabilmente abbiamo tutti, e su questo anche i colleghi amministratori di altri colori politici, bisogna proprio dirlo, che c'è l'ottica veramente della salvaguardia del paziente, della persona, e su questo, nonostante le difficoltà, si cerca di lavorare. Ecco, se ci fossero più risorse saremmo ovviamente tutti più contenti. Non si possono trovare queste più risorse sotto altre iniziative? La domanda è, ovviamente, per essere vicino al cittadino, questo è un problema, oggettivamente è un problema della Regione, e ho visto che è stato evidenziato ed è uno dei temi, secondo me, sui quali si può incominciare a parlare, perché abbiamo una sanità che è un modello anche come assenza di sprechi, anche si è parlato spesso di costi standard, quindi penso che questo sia un tema anche dove la Regione può parlare, potrebbe essere anche uno dei temi magari dove si può parlare anche sul 116 ter, sulla base dell'autonomia. Il governatore è della Lega, il sindaco di Treviso è della centrosinistra, vanno d'accordo? Le faccio questa domanda perché il governatore è di Treviso, insomma è ovvio che faccio questa domanda. Ecco, guarda con occhio di riguardo la città dove è nato, dove ha vissuto, dove poi è stato presidente della provincia. C'è un senso istituzionale, quindi si cerca e devo dire che le interlocuzioni che ho avuto sono sempre state sul reciproco rispetto e sul tentativo, appunto, di cercare di fare la cosa migliore possibile per il territorio. Abbiamo avuto delle partite, quella della cittadella della salute, ovviamente, dove il Comune ha sulla restituzione dell'ospedale le competenze del Comune sono quelle preminentemente urbanistiche. E quindi cercare di calare una struttura nel modo che non crei danni dal punto di vista urbanistico, viabilistico e per la comunità. Ovviamente la Regione ha altre competenze, su questo è stato un terreno, devo dire, di confronto assolutamente positivo. Altri temi sono quelli della grande viabilità, quello sulla grande viabilità, il quarto lotto della tangenziale, che per Treviso è un nome evocativo. Mi anticipa i temi, però mi dica pure, perché poi... Ecco. No, dopo la pubblicità parliamo anche di questo, però mi dica pure, stava dicendo sulla grande viabilità. Sì, sulla grande viabilità c'è l'importanza di alcune opere che sono importanti non soltanto per
il territorio del comune di Treviso, ma un po' per tutti i veneti, e quindi su questi temi devo dire che c'è una certa Le faccio una sensibilità. domanda, una curiosità, vivendo da fuori ovviamente, non conoscendo bene Treviso, però conoscendo abbastanza bene le città venete, mi viene da pensare, mi dà questa impressione che, parlo delle più importanti, Mestre, Padova, Verona, un po' meno Vicenza, però anche Vicenza, poi Rovigo, che Treviso sia una città sotto un punto di vista di traffico, mi sembra una città quasi tranquilla, dove non ci sono le code, dove i lavoratori vanno a lavorare senza grande traffico, ma è sicuramente un'impressione sbagliata. Questo, No, è tutto relativo, cioè anch'io ho vissuto traffici peggiori in altre città, però il problema del traffico è sentito nella città di Treviso, soprattutto in alcune zone. Ci sono la Noalese, la strada che porta verso Padova, sono caricate anche sì, non soltanto dal traffico di attraversamento, ma anche dal traffico appunto delle persone che devono andare lì, perché sono strade piccole, quindi l'idea il Terraglio è un'altra zona dove il traffico è abbastanza alto. Il tema del traffico secondo me va affrontato in due modi, cioè uno, cercare un po' tutti quanti insieme di vedere se sono possibili promuovere forme diverse di mobilità, quindi con la regione il sistema ferroviario metropolitano di superficie che è stato tante volte invocato, lì bisognerebbe probabilmente che qualche risorsa in più da parte della regione venga messa. Sul tema invece dei collegamenti stradali noi abbiamo questi 3 chilometri che sono assolutamente necessari. Di fare l'altra domanda prima della pubblicità, sì, perché altrimenti mi incuriosisce. Lei lo sa poi che la periferia di Treviso è un po' arrabbiata con lei, perché dicono gli abitanti: Manillo, bravo sindaco, però per quanto riguarda i servizi cura molto di più il centro che la periferia, e la periferia ci snobba un po'. È vero questo che si dice oppure... Ma è vero che lo dicono ed è giusto prendere le critiche e le aspettative e la volontà di fare degli investimenti da parte dei quartieri come delle nuove linee di azione. Io ho avuto inizialmente, il primo tempo del mandato, abbiamo avuto un problema grosso che era quello di cercare di ridare vita al centro storico. Ridare vita perché noi abbiamo avuto delle scelte urbanistiche che hanno portato con la creazione della Piani, della cittadella delle istituzioni, sono uscite molti uffici, molti enti che portavano circa 7-8 mila persone a vivere all'interno del centro, quindi era necessario cercare di fare delle azioni e incominciare delle politiche che riportassero vita al centro. Su questo stiamo lavorando. Poi sul tema dei quartieri abbiamo già fatto delle azioni, ovviamente le fa in un quartiere, gli altri quartieri dicono perché non da me. Ecco, però l'azione in questo secondo periodo di mandato è molto orientata sul fatto di lavorare sui quartieri. Per esempio stiamo facendo delle azioni su un quartiere per cercare di risolvere il rischio idrogeologico. Avevamo un quartiere che andava puntualmente sott'acqua quando pioveva e stiamo facendo un investimento lì. Quello delle fognature che ricordavo prima sono 1,7 km di investimento in un quartiere. In un altro quartiere stiamo lavorando per fare una pista ciclabile di collegamento dal quartiere al centro. Quindi l'attenzione ai quartieri sarà sempre di più, è giusto che ci sia, e anche perché è la maggioranza delle persone, è la maggioranza degli abitanti della città. E quindi staremo a vedere, visto cosa è successo questa notte a Firenze, vicino all'Arno, è crollata per una tubatura non grande, si è rotta ed è crollata proprio quasi vicino all'Arno, sono andato dentro le macchine, è crollata proprio la strada, quindi è facile, bisogna stare attenti anche su queste cose che non capitino, perché la manutenzione del nostro territorio è una cosa incredibile. È una cosa molto importante. E bisogna farlo. Va bene, signor Sindaco, allora ci prendiamo un attimino di pausa, andiamo in pubblicità, poi rientro, parleremo di tanti altri argomenti per quanto riguarda la città di Treviso. Voi rimanete con noi, a tra poco.